Hanno deciso di non mollare e alzare la testa i 1500 imprenditori padovani riuniti al Palageox nell'annuale assemblea provinciale dedicata a quelli che, provati da una crisi senza precedenti e da difficoltà di pagamenti e accessi al credito, non ce l'hanno fatta. Dedicando l'assemblea diamo un segnale di rispetto per chi non c'è più. Dall'altro verso nell'assemblea cerchiamo di trovare tutti quegli stimoli e quelle proposte che possano essere anche di aiuto per chi magari oggi emotivamente più debole nelle onde di questa crisi può magari farsi trasportare. È questo che non vogliamo, noi non vogliamo più queste morti bianche. Di accesso al credito, imprese strozzate, ha parlato anche il governatore del Veneto. L'accesso al credito per le imprese è la vera sfida, una sfida che ci permette di garantire ancora le serrande alzate e occupazione, in un Veneto che ha perso 100.000 posti di lavoro dall'inizio della crisi. Articolo 18, una congiuntura che indica tutt'altro tranne che un'immediata ripresa. Dal palco la Presidente di Confindustria ha lanciato una precisa richiesta allo Stato. Noi chiediamo che venga recepita prima possibile la direttiva europea sui ritardati pagamenti che porta alla dilazione massima a 60 giorni, dopodiché ci sarebbe un tasso di interesse dell'8% da pagare. Questo è giusto e va fatto. Nello stesso tempo bisogna anche però risolvere il problema dei 70 che ormai sono diventati 100 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.